Intervento io entro un po' nel merito. Allora, abbiamo la fortuna di essere abbastanza distanti dal referendum e davanti a un pubblico che certamente si sta facendo un'idea, ma che ha letto sicuramente molto di questa riforma, e quindi avremo modo di parlare del Senato delle autonomie, del superamento del bicameralismo perfetto, dell'abolizione delle province nel testo, eccetera. Però partire proprio dal tema che dà un po' il titolo alla giornata di oggi e che accennava ora Laura. Parto, che è quello del rapporto tra Stato e Regioni, particolarmente importante per la nostra regione, che appunto vive qualche spinta, insomma, autonomista, anche un po' cavalcata in maniera un po' così sgangherata dal partito di maggioranza. E le leggo un passo del professor Bertolissi, che ha scritto pochi giorni fa nei giornali veneti del Gruppo Espresso. Siamo nel pieno di un andamento pendolare tra decentramento e neocentralismo. La riforma segna un passo di rientro verso Roma e un depotenziamento delle regioni. Da sempre in Italia è stato impossibile ragionare in termini di costi e benefici, in una parola di responsabilità. Siamo sicuri che riaccentrando le funzioni si riuscirà a far sì che la Calabria abbia una sanità comparabile con quella emiliana, lombarda o veneta? Io giro questo interrogativo del professor Bertolissi direttamente ad Anna Finocchiaro. Sì, grazie innanzitutto, grazie di essere qua e grazie di dedicare attenzione a quella che io ritengo un appuntamento molto importante, perché comunque partecipare alle votazioni di un referendum confermativo è assumersi una bella responsabilità, davvero una responsabilità costituente. E trovo francamente anche abbastanza incongruo il fatto di avvelenare i pozzi della discussione, nel senso di trasformare quello che è un atto di chiara e limpida assunzione di responsabilità di ciascun cittadino rispetto alla riforma della Costituzione con questioni politiche che sono tutt'altre, che vanno discusse nei congressi politici oppure vanno discusse nelle sedi politiche in senso stretto. Non vi fate espropriare di quello che è il vostro, la celebrazione del potere del popolo sovrano. Comunque vada, comunque voi siate orientati a votare. Ora io faccio una considerazione generale, e la considerazione generale è che lavorare sul titolo quinto durante la discussione su questa riforma è stato più difficile, per esempio, di quanto non sia stato discutere di federalismo fiscale nelle precedenti legislature, perché, diciamoci la verità, un appannamento del regionalismo in Italia è esistito, è stato un appannamento politico in tante parti del paese, certamente non qui, ma in tante parti del paese. Tra l'altro la questione è stata anch'essa avvelenata da notizie di cronaca particolarmente come dire, tragiche, diciamo così, che hanno appuntato sull'istituzione regione tutti i mali del mondo. Questo è un paese che non conosce la freddezza e la lucidità di andare a esaminare un fenomeno. Spesso e anche il tempo, siamo abituati o a dannare tutto o a salvare tutto, solo santi o ladroni, cioè non c'è una via di mezzo, non c'è quella fatica del capire, del tentare di adeguare le regole, in questo caso le regole costituzionali, a realtà che mutano. Ora è vero che c'è stato un accentramento di funzioni in capo allo Stato. Questo accentramento di funzioni è un accentramento che per alcuni capitoli particolarmente significativi, mi riferisco in particolare alle questioni che riguardano per esempio l'energia e le infrastrutture di interesse strategico, era fortemente chiesto dal mondo produttivo italiano, e devo dire lì senza eccezioni. Nel senso che veniva rappresentato, è stata rappresentata a me come a tanti altri che hanno partecipato ai lavori, la necessità che un'impresa che magari venisse anche dall'estero e volesse fare ma non solo, e volesse fare un investimento in Italia,
si trova, spostandosi magari di pochi chilometri da una regione all'altra, a doversi confrontare su questioni essenziali, come dicevo, strategiche per lo sviluppo del paese, con legislazioni diverse. Così è per quanto riguarda appunto il campo dell'energia, e così è per le grandi infrastrutture di natura strategica. C'era quindi la necessità, per togliere un inciampo alla possibilità di investire e di far crescere questo paese, di unificare queste competenze in capo allo Stato. E questa è una partita. C'è poi però anche un risvolto importante, ne parlava poc'anzi Laura Puppato, di questo accentramento, e cioè il fatto che se una regione ha i conti in ordine ed è in grado di assumersi la responsabilità, ecco il principio di responsabilità di cui parlava Laura, importantissime competenze, a cominciare da quelle che riguardano le politiche sociali, possono essere cedute dallo Stato alle regioni. Questo principio di responsabilità e questo ancoraggio alla capacità di governare i bilanci e l'attività amministrativa da parte delle regioni, da una parte induce un elemento di competizione. Dovremmo aspettarci che le regioni anche più disastrate facessero uno sforzo per raggiungere quegli standard. Dall'altra parte premia tutte quelle regioni che sono capaci di fare bene e da sé, su capitoli peraltro strettamente connessi alla qualità della vita dei loro cittadini, quindi su capitoli particolarmente sensibili. Ma io vorrei richiamare la vostra attenzione su un'altra questione, che trovo su altre due questioni. La prima: è pur vero che c'è stato lo spostamento di alcune competenze delle quali abbiamo parlato per ragioni funzionali rispetto al miglior progresso del Paese dalle regioni allo Stato. Ovviamente quando si scrive una riforma che vale per l'intero Paese non si fa un ragionamento pensando solo al Veneto, si pensa al Veneto, alla Sicilia, alla Calabria, all'Umbria e alla Liguria. Si cerca quindi di avere, come dire, una visione compiuta dell'intero sistema. Ma a me pare che una dei risultati, forse dovrei meglio dire dei tentativi, risultati nel momento in cui il referendum vedesse prevalere il sì, è quello di avere distinto con maggiore nettezza le competenze dello Stato e le competenze delle regioni. Ovviamente abbiamo patito gli anni che ci separano dalla riforma precedente, che sono stati affollati dei troppi ricorsi alla Corte Costituzionale, dove quello che si giocava non era soltanto le ragioni dello Stato e le ragioni delle regioni che ricorrevano rivendicando per esempio una competenza che ritenevano usurpata, ma sono le ragioni di quei cittadini, di quelle imprese, di quei territori che da quella legge si aspettavano come dire, una soluzione di un problema, il perseguimento di una finalità positiva per il bene comune, cioè a pagare la confusione è stato sostanzialmente il paese intero, non quella singola regione, e i cittadini di quella comunità in maniera particolare. L'altra questione sulla quale mi volevo soffermare è che non so, secondo me non si riflette abbastanza che oggi le regioni e i comuni, sapete quanto anche i comuni siano importanti nella nostra tradizione politica e istituzionale, ma storicamente importanti, oggi hanno la loro diretta rappresentanza in Parlamento, cioè hanno per la prima volta non un organo di rappresentanza con competenze tecniche come la Conferenza Stato-Regioni, ma al contrario siedono in un ramo del Parlamento, interferiscono con il procedimento legislativo della Camera, conservano una parte importante della competenza legislativa paritaria. Pensate che il Senato conserva la propria competenza legislativa paritaria in materia come materia costituzionale, trattati dell'Unione, materia elettorale, materia di raccordo tra Stato e Regioni. E questo Senato, composto da rappresentanti delle istituzioni territoriali, regione e comuni, quindi composto da consiglieri regionali e da sindaci, che non ha nessun vincolo di obbedienza nei confronti del governo, perché non dà e non revoca il voto di fiducia, la fiducia al governo, quindi è libero
può esercitare un'attività di controllo molto interessante, è un'attività di controllo sulle amministrazioni pubbliche, sulle politiche pubbliche, e ha una competenza esclusiva che io trovo francamente davvero importante, se riusciamo a farla vivere, perché una cosa è scrivere, una cosa è fare vivere nella prassi, nella capacità istituzionale, nella capacità politica, nella generosità con cui si interpreta e si applica la legge. Hanno compiti di valutazione dell'impatto della legislazione comunitaria e delle politiche comunitarie sui territori. Guardate, questo è un fatto, a mio avviso, una funzione assolutamente nuova nel nostro ordinamento, introdotta, come dire, suggerita dalla legislazione ordinaria precedente, ma oggi di rango costituzionale, con la quale il Veneto, piuttosto che la Calabria, ci torno, piuttosto che l'Emilia Romagna, piuttosto che la Liguria, valutano l'impatto sul proprio territorio della legislazione comunitaria e delle politiche comunitarie. In un paese nel quale adesso gran parte della legislazione è legislazione comunitaria, il fatto di poter essere così coprotagonisti, non soltanto dando i pareri sugli atti comunitari, ma avendo la consapevolezza dell'impatto di quelle norme, di quelle politiche sul proprio territorio, pensate cosa può significare in termini di direzione anche dell'attività di governo quando nelle sedi europee vengono assunte le decisioni, e quanto può significare anche in termini di integrazione europea. Improvvisamente l'Europa non è il soggetto esterno, talvolta estraneo, talvolta avvertito come ostile, che detta la regola a casa mia, ma io valuto come quelle politiche impattano sul mio territorio e sono al tempo stesso valutatore e controllore capace di indirizzo nei confronti del governo nazionale. Allora, io penso che sia anche il tempo di valutare, ovviamente il mio è un discorso politico, un discorso scientifico, tecnico, la valutazione dal punto di vista del diritto costituzionale, ovviamente io mi arresto e la lascio al professore Bertolissi, però io mi chiedo se non sia anche il caso di cominciare a valutare questa riforma sotto il profilo della valorizzazione o svalorizzazione delle autonomie, considerando il complesso di questo sistema. La questione si misura ancora e soltanto sul tema delle competenze attribuite allo Stato e alle Regioni, o si misura anche in termini di quale autorevolezza le autonomie e le istituzioni territoriali hanno oggi nel sistema complessivo, sì da incarnare la seconda Camera della Repubblica? A me pare che ci sia la necessità di guardare anche a questo aspetto con maggiore attenzione di quanto il dibattito pubblico fino a questo momento non abbia fatto. Grazie. E stando su questo punto particolare che abbiamo introdotto con queste parole della senatrice Finocchiaro, giro al professor Bertolissi questa domanda. È evidente che c'è un ritorno, come ha scritto lei, di funzioni a livello centrale. La senatrice Finocchiaro dice: ma così è più chiara la distinzione tra chi fa cosa, in questo senso un po' ammettendo forse che la riforma del titolo quinto è stata una riforma, diciamo, incompleta. Al professor Bertolissi chiedo: ma questo è un bene o un male? Partendo ovviamente da un ragionamento generale che però non può fare a meno di considerare che noi comunque viviamo in Veneto, in una regione in qualche modo, insomma, dove i servizi sono mediamente medio alti, insomma, rispetto ad altre regioni, cioè l'Italia è molto lunga, diceva qualcuno, no? Quindi insomma è chiaro che una regione, tra virgolette, dove c'è un maggiore benessere, una maggiore efficienza, un maggior controllo, forse vede le cose in maniera diversa da un territorio lontano da qua. Sì, beh, cerco di rispondere non facendo ricorso a argomenti da Zeccagarbugli, perché ecco, Non mi serve esatto. mai. Nel modo più assoluto, anche perché ho sempre pensato il diritto come qualche cosa che nasce dall'esperienza e non invece, ecco. Dunque io tengo
conto dell'esperienza che mi sono fatto, e ormai purtroppo è molto lunga perché parte dal 1974, provate a vedere, quindi al sottoscritto nessuno la racconta perché l'ha vissuta e le sa perché le sa e non perché ha letto libri scritti da quelli che non sanno, cioè un chirurgo mai stato in sala operatoria ti racconta, mi esprimo, e quindi quello che dico lo dico semplicemente facendo tesoro di quello che ho visto finora e aggiungendo quindi un ulteriore dato: a meno che un modello non sia stato studiato per operare contro, la differenza è fatta solo dalle persone. Su questo punto non esiste. E se volete, così la senatrice capisce meglio, il discorso lei ha a che fare con le banche, no? Ecco, io sono stato 6 anni in Intesa San Paolo e siamo in cima alla classifica. Avevamo il modello che non avrebbe mai dovuto funzionare, il duale, e invece ha funzionato da Dio. Perché? Non perché c'ero io, ma perché c'erano gli altri tranne me. Capite il punto? Ecco, la questione dove sta. Quindi la classe dirigente è il problema dei problemi e quindi io parlo in astratto fino ad un certo punto. Il discorso relativo, parto dalla coda, delle autonomie, rapporto Stato-Regioni, eccetera. E così soddisfo la senatrice anche Puppato. Sono effettivamente convinto che il nuovo articolo 116 terzo comma, insomma quello che consente a tutte le regioni ordinarie come il Veneto di chiedere che insomma il vestito gli venga ritagliato su misura, aggiungendo poi che lo Stato può sempre eventualmente spogliarsi di funzioni ulteriori e darle. E qui ho sempre pensato che il ragionamento, il mettersi dietro il tavolo e discutere, magari senza chiedere la luna nel pozzo, cioè fare incetta per dopo magari trovarsi in difficoltà perché hai comprato troppo pane companatico, non ce la fai o lo devi buttare via. Io, per come sono fatto, chiedei un pochetto alla volta. Dopo che ho chiesto, sperimento, vado a rendere il conto e magari allo Stato anche serve per fare applicazione di questa esperienza altrove. Ma se noi adesso guardiamo indietro, io mi permetto qui di non formulare delle critiche, non mi interessa niente il discorso della critica, di dire stiamo attenti però a quello che è capitato in passato e quali sono state le ragioni che hanno fatto naufragare il regionalismo, perché in sala rianimazione e qui c'è una criticità assoluta, è inutile che stiamo a raccontarcela. Tant'è vero che quando hanno eliminato così le province c'è stato qualcuno che diceva magari sarebbe meglio togliere di mezzo le regioni, quantomeno. No. Ecco. Come no? Però, dato che c'è stato quell'inciso di quell'articoletto che ho scritto, chi si assume certi compiti, io ho fatto proprio l'esempio, adesso voglio proprio vedere come riusciranno a far diventare la sanità calabrese una sanità, e io da cittadino dico bene, finalmente, perché se scoprissimo in questa vicenda che lo Stato centrale funziona avremmo risolto tutto. Per me, anzi, eliminate tutto, non abbiamo tempo da perderci, lasciate lavorare, capito? E avevo una volta anche con i costi della politica, dico che se ci nominano un delegato pontificio così lo paga anche, ecco, la potenza straniera e siamo a posto. Ma dico, sono per così dei paradossi. Ecco, se noi guardiamo proiettiamo questo testo e nella situazione attuale lo guardiamo attraverso l'esperienza maturata con la riforma del 2001 in modo particolare, ma anche tenuto conto di tutto il resto, noi ci rendiamo conto, se siamo sinceri, che le regioni in realtà non hanno mai esercitato le funzioni che sono oggetto di ritrasferimento. Non ci hanno messo, ecco, noi comunque sia, tanto per dire, ordinamento delle professioni, non hanno mai messo il naso, infrastrutture strategiche, no, ma poi ci ha pensato la Corte Costituzionale, se vi ricordate la legge obiettivo ha in realtà fatto che cosa? Gli autori della riforma costituzionale del 2001 pensavano di fare una cosa, invece ne è venuta fuori una completamente diversa, e questa completamente diversa
è la seguente: non è cambiato nulla, tant'è vero che poco tempo dopo, occupandosi tra l'altro dei problemi finanziari, io mi ero permesso di scrivere: guardate che sono zuppa e pan bagnato, cioè non ci sono santi, il sistema che guida sempre i rapporti finanziari tra centro e periferia è il medesimo, il centro tiene in mano la leva nella sua globalità. E questo è stato un errore, ma è stato un errore perché? Perché purtroppo l'amministratore locale che cosa è che continua a fare? È Roma che non mi dà. Questo è il dato. E quando, diciamo, pure il Ministero dell'Economia con tutto il suo ambaradan e con le teste di quelli che ci stanno dentro, che sono formate sulla riserva di legge che deve dire tutto, facendo in modo, dopo che venga costruito una imposta come l'imposta regionale sulle attività produttive, che la Corte Costituzionale è rimasta sconvolta all'Avvocatura Generale dello Stato quando dicono mandò, guarda che non è mica un'imposta regionale, è un'imposta statale. Addirittura la difesa dello Stato è stata ripresa nella sentenza perché dice no, è errato nel pensare che l'imposta regionale fosse regionale, no, è statale. Quindi capite che c'è questo difetto radicale che passa attraverso la mediazione necessaria e umiliante degli apparati, che non lo fanno apposta, lo fanno perché la testa è fatta a spigoli e non può essere tonda. Io capisco, la loro psicologia è quella, senatrice, non la si cambia. Ci vorrebbe poter togliere la materia grigia e rimettere un'altra che non è stata modificata già, perché altrimenti l'impronta è quella. È impossibile. Io difatti, sempre scrivendo, dico: il principio di responsabilità, caspita, se lo trovo declinato in senso corretto dirò che è un neologismo, e qui vengo al cuore del problema. È impossibile, ma questo vale per quelli loro che sono al potere tra virgolette, ma anche in sostanza, se passa la riforma, di garantirne l'attuazione, perché attenzione, anche l'altro giorno in un bellissimo convegno che è stato fatto a Ferrara si è detto da parte dei miei illustri colleghi, eccetera, guardate che il problema vero dopo sarà quello delle leggi di attuazione, che saranno complicatissime. Ecco, esatto. Allora dicevo, dove sta la grande difficoltà? E perché ho detto che il 116 potrebbe concorrere a creare qualcosa di nuovo. Non ci si riesce a liberare, voi lo sentite, dalla linearità. La linearità vuol dire tutti uguali a prescindere, capite? Quindi a chi ha una fame da leone e 2 metri per 2 metri lavora con l'aratro dalla mattina alla sera, gli date la stessa razione che date alle mezze maniche a Policarpo dei Tappeti, ufficiale di scrittura, che sta dietro il tavolo, non consuma niente e quindi addirittura può vivere di aria. È così, è stato sempre così. E la Corte Costituzionale, sollecitata 1 miliardo di volte, non ha mai accolto nessuna eccezione. Io ho un'esperienza di quasi 30 anni, quindi è inutile. Neanche perché? Perché non si sa per quale ragione. Se voi pensate che la questione del residuo fiscale, che è questione resa esplicita da studi della Banca d'Italia, da Francesco Forti, dal metà degli anni 70 se ne sono usciti dicendo che è un'ipotesi non corroborata da nessun principio di prova, voi capite? Sì signore, l'ho persa io, non c'è problema, dopo aver esatto, l'Avvocatura dello Stato mi dice, dopo aver letto la tua memoria, io sono diventato nordista. Ecco, allora dico che ci sono dei problemi che riguardano dopo la messa in opera di tutto questo, perché, e non voglio eccedere, adesso forse ho dato un'idea di base a loro signore, ecco, che dovete occuparvi dopo delle leggi, delle storie, degli affari, ma c'è quello che invece dopo con gli atti soprattutto di normazione secondaria, oppure con le delibere che non hanno neanche carattere normativo, che guastano tutto, perché dopo diventa un problema di potere, di controllo, di posizione, lo sappiamo. Ecco, dicevo, la partita sarà, perché qui più che riaccentramento c'è l'inserimento in Costituzione di ciò che la Corte Costituzionale ha già detto. Secondo, guardate che la potestà legislativa concorrente, ma questo lo dico per quando approvata la riforma non è stata eliminata, è stata eliminata una certa cosa, ma è rimasta, questo è il punto fondamentale, quando voi dovrete mettere mano e fissare, non
omettere di fissare, come è stato fatto in passato, le disposizioni generali e comuni, perché sono mancate sempre le norme di principio, mancato, e allora che cos'è? Esploso il contenzioso. Perché su ogni questione, se tu non avevi la norma statale che dava la dritta, tanto per intenderci, e scoraggiava i ricorsi alla Corte perché in fondo lo Stato aveva fissato il parametro, tu capisci che se fosse stato fatto questo si sarebbero risolti in radice molti problemi. Allora, le funzioni indubbiamente hanno questo criterio di sono riprese in parte su queste, ma non c'era neanche discussione su quelle che sono state indicate prima dalla senatrice Finocchiaro. Sul piano finanziario, se già era centrato, adesso non ci sono neanche i principi, lo Stato fa tutto con una legge ordinaria, però dopo dipende da che legge potrebbe essere una legge che è molto, diciamo così, più aperta nei confronti delle autonomie di quanto fosse il sistema precedente. Il problema sarà la composizione del Senato, perché evidentemente qui dipende naturalmente dalla qualità. È inutile che stiamo, e dato che avete ricordato prima, difatti io sono rimasto colpito da questo, cioè da una disposizione che o è buttata lì, ma se non è buttata lì, io mi faccio la domanda di che strutture deve avvalersi il Senato, perché quando qui si legge valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione Europea sui territori, concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato, qui si può leggere in due modi: o fa quello che faceva il CNEL, oppure se fa sul serio io gli darei un apparato spropositato, perché in realtà la nozione di controllo oggi non è il controllore negativo come il collegio sindacale che ti dice hai violato una regola formale, è propositivo. E allora a questo punto questi 95 senatori sarebbero un po' i senatori degli Stati Uniti, voglio dire, sono il 2 di coppe, ma potrebbero diventare anche l'asso. Dipende dalla consapevolezza, quindi sono pagine bianche da riempire. Io mi nervosisco quando uno mi dice che è sicuro che è così piuttosto che cos'ha. Insomma, un minimo di possibilità anche di errore o di imperfezione, minimale naturalmente, perché tanto per dimostrare di essere umani io me la terrei. E allora qui o rimane scontro, voglio dire, cioè dialogo fra sordi, oppure si apre una splendida pagina, ma bisogna che sia giocata l'esperienza futura, ripuliti e non minati da preoccupazioni contingenti di politica spicciola. Allora io capisco che da qui può anche sorgere qualcosa di importante, e soprattutto tu ti cavi fuori con il 116 terzo comma, perché può diventare un volano importante, ma voi sapete che fino adesso quel paio di volte che qualche regione si è rivolta a Roma, nulla è capitato perché neanche è stato preso in considerazione col vecchio sistema. Col vecchio sistema, e lei mi consente di dire, e coi vecchi arnesi della politica. E adesso qui finisco.